Governo tecnico doveva essere e governo tecnico è stato. Il presidente Monti ha presentato la lista dei ministri in cui non appare alcun politico ed ha tenuto per sé il Ministero dell'Economia. L'assenza dei politici agevolerà l'esecutivo togliendoci motivi di imbarazzo, ha detto Monti. Ora andremo di corsa con l'obiettivo di rilanciare la crescita del paese. Fra i nomi eccellenti che fanno parte della squadra di 16 ministri, fra cui l'amministratore delegato di Intesa Passera, che si occuperà di sviluppo economico e infrastrutture, e 3 donne in ruoli chiave, c'è anche Corrado Clini all'ambiente, il 64enne di Mirano, in provincia di Venezia, nominato ad agosto presidente dell'area di ricerca di Trieste. Il suo ufficio si sposterà di pochi metri, da quello attuale di direttore generale del Ministero salirà al piano nobile occupato precedentemente da Stefania Prestigiacomo. Certamente sono molto onorato dell'incarico che mi è stato dato, però lo prendo proprio come un impegno di lavoro per servire il Paese in un momento straordinario. Clini è anche il negoziatore climatico per l'Italia in campo internazionale e l'uomo che tiene insieme le aziende intorno all'idea di sviluppo sostenibile, convincimenti che cercherà di tradurre in azione di governo promuovendo la ricerca. La ricerca è un motore per la crescita. E bisognerà fare in modo che le risorse pubbliche che sono scarse possano funzionare da volano per attirare investimenti privati in programmi che consentano di innovare, perciò tecnologie nuove, sistemi di gestione del territorio nuovi, processi produttivi nuovi, prodotti nuovi che diano competitività all'economia italiana.